spinge l'ala. All'esterno prova ad emergere Pari de Masche con il numero 7, parte bene Peppe Torrente alla corda, poi in mezzo ai due c'è anche Papilio Jet, si va con il numero 7 di Pari de Masche al comando. Papilio Jet che si fa vedere per linee esterne a questo punto, cerca di andare sul battistrada, e quindi Papilio Jet che dopo i primi 350 metri di corsa figura al comando, il primo quarto di gara che va via in 32. Davanti alle tribune Papilio al comando, all'esterno però c'è subito l'avanzata da parte di ritorno di Peppe Torrente che si insedia a sua volta leader, all'esterno Peppe Amaestra. E così il 645-3 Peppe Amaestra che va su Peppe Torrente, il sopravanza all'imbocco della seconda curva, favorito al comando nei confronti di Picasso Sama per linee esterne al fianco di Peppe Torrente. 1-1 appena abbondante il passaggio agli 800 di corsa per il leader che sullo slancio ne ha prese almeno 3 al resto della compagnia e aggiunge così al paletto del chilometro in un rotondo 1,16. Gli altri fanno fatica a seguire e così Peppe Amaestra si profila leader ai 500 conclusivi. Dall'esterno avanza il numero 16 Pierre Griff che ha superato un po' il traffico e ora può provare a portarsi all'attacco del leader. Poi si fa vedere anche Pratalino in seconda corsia per linee esterne, addirittura d'arrivo con Peppe Torrente ancora Peppe Amaestra ancora al comando nei confronti di Pierre Griff e poi ancora Pratalino. Poi nel finale si fa vedere anche gli altri, ma in davanti c'è solo un cavallo ed è Peppe Amaestra che viene a concludere nei confronti di Pierre Griff e Prataline che dovrebbe aver controllato il ritorno di Poseidon Group. 2 minuti e 8 decimi per